Siamo con il sindaco di Alessandria della Rocca, oggi si dà il via ai lavori di restauro e di messa in sicurezza di questo edificio di culto molto importante e antico qui ad Alessandria della Rocca, finanziato con i fondi del Ministero dell'Interno. Benissimo, ha detto benissimo, ma diciamo che il complesso rappresenta una realtà non solo sul punto di vista architettonico ma anche culturale. Qui la casa del fanciullo e quindi il monastero nel passato ha dato accoglienza a tanti ragazzi. È passato qui pure un ex presidente, stiamo parlando del presidente della regione, capo di casa, che addirittura ha fatto l'istruzione fino alla scuola media. Poi quando c'è stato pure la tragedia della Valle del Belice, diciamo che ci sono stati gli ospiti e ragazzi della Valle del Belice, anche di persone che erano costrette ad emigrare e hanno lasciato i figli qua, quindi la Casa del Fanciullo su questo punto di vista ha avuto un compito sociale non indifferente. E addirittura era organizzata che dopo la scuola c'erano insegnanti che impartivano la lezione per aiutare e così via. Diciamo che lì c'è una storia molto importante, la domenica c'era un'ala del monastero adibita con un cineproiettore praticamente, quindi ogni domenica tutti i ragazzi venivamo qui a vedere i film e c'era pure un gambetto sportivo. Diciamo che sul punto di vista sociale qui i francescani hanno fatto moltissimo. Poi purtroppo con gli anni, la mancanza di vocazione e tutto il resto, un po' l'edificio si è abbandonato. Successivamente sono venute pure le sorelle di clausura per un periodo, ora non c'è più nessuno. Stiamo cercando di riprendere la struttura sul profilo architettonico e devo dire che c'è un impegno già da parte della provincia. Stamattina abbiamo il piacere di avere qua il vicepresidente che ha preso un impegno quantomeno di mettere in sicurezza con la copertura l'ala che interessa la provincia per evitare ulteriori danni. Questo è diciamo quello che ci siamo prefissati in questo primo momento. Come pensate di utilizzarla quando i lavori saranno finiti e messi in sicurezza? Ma lì ci sarà una congestazione sicuramente con la Curia, perché è un edificio che per metà appartiene alla provincia e metà appartiene praticamente a competenza del FECCHI, quindi è qualcosa che bisogna congestare con le autorità preposte. Noi abbiamo una competenza oggi un po' trasversale perché siamo praticamente l'ente locale che sta seguendo con il RUP i lavori. Devo dire che abbiamo ripreso questo finanziamento grazie alla prefettura proprio all'ultimo momento perché tutto era perso, però devo dire che c'è stato un confronto serrato con la prefettura, devo dire quasi giornalmente, dove il dottore Montana ci ha seguito passo per passo per evitare di perdere il finanziamento e di questo noi siamo grati veramente alla prefettura per tutto quello che ha fatto. Prefetto, oggi si inaugura un importante edificio del culto grazie a dei fondi del Ministero degli Interni e anche al suo impegno costante insieme a quello del Sindaco nel realizzare l'opera. Sì, il Ministero dell'Interno è molto attento e soprattutto vigile nelle opere di restauro del proprio patrimonio. Oggi purtroppo non inauguriamo, però è la posa della prima pietra, quindi una progettualità anche importante con ripeto, i finanziamenti del Fondo Edificio Culti. Quindi si va un po' così a valorizzare un patrimonio del territorio che poi è un patrimonio che viene restituito alla collettività. Oggi la collettività è qui presente, partecipa, ma proprio perché lo spirito di queste progettualità è quello di rendere compartecipi tutti i concittadini, quindi non solo rendere fruibile un patrimonio del territorio, ma soprattutto rendere partecipe il territorio a questa valorizzazione, processi di valorizzazione del patrimonio locale. Quindi è un momento molto, molto particolare, importante, che contrassegna per il comune di Alessandria della Rocca un momento di partecipazione. Le istituzioni sono presenti, come il sindaco ha rappresentato, la prefettura ha curato sin dall'inizio, perché io ringrazio i miei collaboratori in prefettura che mi hanno un po' istradato sulle attività che la prefettura ha posto in essere e soprattutto il confronto proprio diretto con i miei collaboratori, con l'individuazione del RUP che è stata appunto una attività molto molto complessa e che fortunatamente ci ha portato
all'individuazione del professionista, e quindi questo oggi fa sì che si può cominciare ad avviare l'iter realizzativo di quest'opera importante, che ha un finanziamento pure importante. Quindi questo è il motivo per il quale oggi io mi trovo qui presente, quindi non solo per rappresentare il Ministero dell'Interno, quindi finanziatore dell'opera, ma soprattutto per condividere col territorio questo fondamentale momento, quindi di restituzione poi di come ho detto, di un patrimonio alla collettività. L'immobile è in parte di vostra proprietà, come diceva poco fa il sindaco. Ecco, quali sono gli obiettivi che pensate di realizzare una volta che sarà ristrutturato? Allora, già poco fa, come mi anticipava il sindaco, occorre innanzitutto una messa in sicurezza del tetto, perché abbiamo delle infiltrazioni d'acqua all'interno dei locali, e quindi la prima opera che cercheremo di fare a breve è ripristinare il tetto. Poi vediamo di intercettare qualche somma da parte della regione, qualche finanziamento, o anche con i fondi provinciali stessi, e vedere poi di restaurare l'intero immobile in maniera tale da potersi praticamente proseguire dopo il restauro del convento e restaurare pure la struttura di competenza nostra, in maniera tale da avere dei locali competenti e all'avanguardia. Come ho anticipato, già ho detto al sindaco che a breve organizzeremo un tavolo tecnico in provincia, dove faremo partecipare il dirigente di Carlo, il responsabile della manutenzione, il geometra Mallia, in maniera tale da poter programmare una messa in sicurezza del tetto come primo intervento principale. Sì, quando vengo a casa, io sono cresciuto in questo luogo perché sono di Alessandria della Rocca. Questo luogo è il luogo dove sono stato battezzato, ho fatto la prima comunione, ho detto la prima messa, e quindi ecco, è per me familiare. È un convento molto antico perché è stato costruito nel 1600, ha avuto i frati fino al 95, poi è stato chiuso, però ecco, questo luogo è sicuramente stato un vivaio di fede, un vivaio di carità, perché ospitava anche un orfanotrofio negli anni del terremoto del Belice. Ecco, ora che viene recuperato, quale sarà la sua finalità? Non lo so, perché io non sono qui in veste di paesano, quindi non lo so. Questo l'amministrazione sicuramente saprà dare la giusta valorizzazione a questo luogo. Naturalmente per oggi è una giornata importante, perché è già 30 anni che insieme a me e anche queste giovani si prendono cura della chiesa del convento, e quindi è un obiettivo importante quello che si va a realizzare oggi, il restauro insomma di diversi punti della chiesa del convento, e le signore sono sempre prese cura di questa chiesa quasi giornalmente per mantenere il decoro, e quindi anche loro vanno i loro complimenti. Ecco. Lei rappresenta la? Naturalmente la chiesa del convento e la comunità francescana. Un grazie va anche a Fra Luigi Vacante, che ha avuto sempre un occhio riguardo per quanto riguarda la chiesa del convento. Aggiungere che diciamo tramite la tenacia e diciamo anche nella difficoltà che hanno incontrato, diciamo, tengono aperta ancora la parrocchia del convento dei padri francescani. Ed è bello. È bello perché diciamo si è conservata la chiesa, ma il convento ormai è distrutto, perché non c'è stato nessuno che ha potuto, diciamo, aiutare questa comunità.